Ok, questo è il parcheggio di Capofoppa e per andare verso il Pizzo Baciamorte Rifugio Gherardi si va su da questa strada a sinistra. Seguire di qua. Giusto di qua. Sì, sì, verso destra. Wow. Qua? Sì. Pizzo Baciamorte, un'ora. Wow. 2009 metri d'altezza. Sì, manca poco, no? Un'ora. Sì. Svaccatissime proprio. Prendono il sole. Su Baciamorti, babi. Babi, meno di un'ora. Babi, manca poco, non so mica camminare da sentieri così. Siamo su una cresta leggermente esposta, meglio non avere sbarrioni. Ecco il Baciamorti contro la Barbara, chi vincerà? Giù. E babi, su! Non mola niente sto sentiero, eh? Che difficoltà, che difficoltà. Dai babi, su! Quasi finita la fatica. Se la potenza fatta persona, Barbara, guarda che roba. No, tranquillo, tenta. E questa madonnina ci ha fatto penare, per essere raggiunta. Vai babi, bravissima. Grande babi. E così siamo arrivati. Oh, ce l'abbiamo fatta. Oh, non avrei mai pensato di arrivare su. Che bella. Grande Barbara, numero 1. Bello però. 2009 metri Barbara, fatti i complimenti da sola. C'è un po' di chiazzino. Con la Barbara che raggiunge la seconda cima della giornata, il monte Araralta. Sapevi che questa è un'altra montagna Barbara? Sì, questa qua a destra. Vai su a esultare. Una Barbie piegata dalla fatica. Quella sodatura, Barbara, te lo ricordi? Quella a destra? Araralta e Baciamorte insieme. Certo che vedere sodatura da qua fa abbastanza impressione. Cosa? Bianco. Che in mezzo alla neve cosa vuoi più la vita? Guarda Babi, supera la grandi, non la neve. Dai che ci siamo quasi. Forse. Dritti della baita, da
quella casetta lì in pietra Sì? e venire giù dritti nella valle. Verso destra, verso di qua, no? Verso di qua, lì c'è il paletto che segna. Percorso. E qui c'è una roccia con il segnale bianco e rosso. Esatto, così non vi perdete come siamo fatti noi, come siamo persi noi. No, ti sei perso. Beh. Ecco qua, là giusto, guarda. Ecco la Babbia alla bocchetta del Regadir. Oh, guarda che si è aperto. Hai regina. Non so se vuoi fermarti lì, ma non so se si può. Dai Babi, senza paura nella natura. Preferivi l'altro? I pali di legno che rinforzano la frana. Guarda che bel vallone franoso, come fa a non apprezzare? Particolare. Pino, altro che quello che hai detto. No, è nascosta da qualche parte. Ma cosa? La cacca. Ah, La sento. che bel posto. No? Bellissimo. A che piana? Con il rifugio Gherardi, guarda. L'ex rifugio Battisti. Ex rifugio. Adesso è una casa privata. Adesso c'è anche scritto che è una casa privata. Ah, ecco, vedi che non è proprio abbandonata. No, no, no. Non è più un rifugio. Oh. E siamo arrivati al rifugio Gherardi, che bello. E vai. Che bello che è il rifugio Gherardi. Peccato che è chiuso. No, io la stanza invernale voglio vedere. Io non so se è aperto però. E allora, signorina Babi, cosa ne pensa di questa escursione abbastanza impegnativa? Perché sono stanca morta. Perché la salita, specialmente gli ultimi, cosa, 3 quarti d'ora, Era difficilissima. era difficilissima, ci sono spaccati le gambe proprio. Sì, davvero. L'ultimo tratto di salita era Io ripidissimo. sono arrivata su che dalla fatica, del mal di gambe, ma dalla fatica e dallo sforzo ancora un po', non so, svenivo. Sì, questa qua è forse la più impegnativa di tutte. Ecco, comunque, sì, non è per tutti, ve lo dico. Poi dopo c'è la seconda montagna, La l'alta seconda montagna che è a 2 minuti dall'altra. dall'altra, quindi è come se fosse un tutt'uno, anche se c'è una piccola croce. E poi si scende da qua. E poi si scende, ma a me il primo pezzo di discesa fino qua al rifugio, che rifugio è? Gherardi. Fino al rifugio Gherardi non è piaciuto tantissimo perché è troppo sassosa e umida. La buchetta del Regadure, ma in estate non è così. Perché noi siamo a perché ottobre. ormai il tempo è così un po'. Sì, però in ogni caso, secondo me, se si va su di qua è meno difficile che dall'altra parte. Dall'altra parte, secondo me, è molto più impegnativo da quello che ho visto io. Può essere, comunque io sono stanchissima. Sì, questa qua, diciamo che nella top 3 delle più difficili, se non la più difficile in assoluto. Ecco. Peccato che il rifugio sia chiuso. Sì, Ciao. ciao.